Il Comune di Aragona, presieduto dal sindaco Giuseppe Pendolino, con la sua amministrazione ha organizzato il Carnevale 2019 in collaborazione con la Proloco. Svolto in questi 2 giorni, terminerà questa sera la spianata dei carri allegorici con musica, ballo e tanto divertimento per adulti e bambini. A partire dalle ore 18:30 inizia la spianata dei carri allegorici con il gruppo Degustazione Scacciapensieri. Quest'anno hanno sfilato per le vie della città 3 carri. Aragona City Tour, il circo e il Carnival Circus, ad accompagnare il carro degustazione del gruppo Scacciapensieri. Il Carnevale di Aragona si concluderà domani 6 marzo con l'esibizione in piazza Umberto I alle ore 10 del gruppo colombiano Carnival of Baranguila. Ad Aragona, mercoledì 6 marzo alle ore 10 sul palco allestito in piazza Umberto I si esibirà il gruppo folcloristico della Colombia con lo spettacolo del Carnevale di Baranguila. Si tratta del gruppo che partecipa in questi giorni alla 74esima edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento. La manifestazione di Aragona rientra nel progetto Adotta un patrimonio, promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, in collaborazione dell'Istituto Comprensivo Luigi Capuana, scuola primaria delle classi quinta C, terza A e terza C.